Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. I carabinieri lo hanno scovato a rose in un appartamento. Francesco Strangio, definito dagli inquirenti un broker del narcotraffico, deve scontare 14 anni di carcere. Da 15 giorni Francesco Strangio aveva preso alloggio in uno stabile in contrada Petrara in Rose. I vicini di casa lo descrivono come una persona riservata, usciva pochissimo, dicono, solo brevi sortite in paese. Zona Dem da Lamezia lancia l'allarme per il regionalismo differenziato. Sindaci e imprenditori definiscono scellerata la scelta del governo. Incarico a tempo per Caterina De Filippo, chiamata a guidare per un mese l'ASP di Cosenza dopo le dimissioni di Raffaele Mauro. I sindaci del Vibonese consegnano un documento al prefetto di Vibo. Abbiamo necessità di fondi per riparare le strade, così non possiamo più continuare. È già tempo per pensare alla stagione estiva. Da oggi comincia il nostro viaggio fra le località turistiche. Oggi le nostre telecamere sono a Mirto Crosia. Non va oltre il pari la Regina, fermata in casa dal Potenza. Baclè sciupa il rigore da 3 punti. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale dalla redazione di Teleeuropa Network. L'avete visto dai titoli, partiamo con la cronaca perché si nascondeva in un appartamento di Rose nel Cosentino Francesco Strangio di 39 anni, esponente di spicco dell'omonima cosca di San Luca. Strangio era considerato dagli inquirenti un broker della droga, ricercato dal 17 gennaio dello scorso anno dopo una condanna a 14 anni di reclusione. Il blitz dei carabinieri è scattato al termine di articolate indagini che hanno consentito di individuare il nascondiglio del latitante. Le attività investigative però proseguono per individuare la rete di fiancheggiatori. Ma vediamo i nostri servizi. I carabinieri lo hanno sorpreso in casa addosso una tuta grigia, non ha opposto resistenza. Francesco Strangio, latitante, definito pericoloso dagli stessi militari, l'uomo in fuga da più di un anno dopo una condanna definitiva per traffico internazionale di stupefacenti, si era nascosto a Rose nel Cosentino. Con sé aveva circa 8.000 euro in contanti e le valigie già pronte. Probabilmente si sentiva abbraccato dalle forze dell'ordine. Strangio, ritenuto contiguo alla cosca Strangio Yankee di San Luca, per gli investigatori sarebbe un vero e proprio broker del narcotraffico internazionale, capace di gestire in prima persona il traffico di cocaina dal Sud America. Il suo ruolo attivo nel business redditizio della droga è emerso nell'ambito delle inchieste Revolution condotta dalla DDA di Reggio Calabria e Dionisio della DDA di Milano, indagini che hanno svelato gli affari di un'ampia organizzazione legata saldamente al territorio e alle cosche di 'ndrangheta della Locride. Queste ultime controllavano tutte le attività illecite con basi logistiche in Italia e nei principali paesi europei, Germania, Olanda e Belgio, fiumi di cocaina in tutta Europa. Strangio nel tempo, secondo quanto emerso, aveva fatto carriera tanto da trattare personalmente i carichi di droga con i narcos sudamericani e disporne i trasferimenti. Considerato stretto collaboratore di Bruno Pizzata, 60 anni, presunto capo dell'organizzazione, da 12 mesi era riuscito a far perdere le proprie tracce vagando di paese in paese fino alla notte scorsa. L'applauso dopo l'arresto. Strangio nell'elenco dei latitanti pericolosi, le sirene fino al carcere di Cosenza. Stamattina il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si dice orgoglioso delle forze dell'ordine, annuncia: non ci fermeremo qui. Da circa 15 giorni Francesco Strangio si era trasferito in questa mansarda situata in uno stabile che si trova in contrada Petraro di Rose. Un piccolo stabile, ci sono circa 4 famiglie, ci hanno raccontato i vicini che l'uomo usciva poco, tra l'altro aveva affittato questo appartamento utilizzando dei documenti falsi.
Saliamo fino al terzo piano dello stabile, ecco la porta d'ingresso della mansarda occupata da Strangio. All'interno dell'abitazione saranno effettuate ulteriori verifiche, ma come gli inquirenti sono riusciti ad individuare l'ultimo rifugio del latitante? Un'attività sicuramente tradizionale che si basa certamente sullo sviluppo di una serie di attività informative che hanno portato a una progressiva saturazione dell'area attraverso anche l'impiego di componenti specialistiche dello squadrone riportato cacciatori di Calabria. Il condominio dove Strangio si era trasferito è posto su una confluenza di più assi viari, uno stabile scelto probabilmente per favorire la fuga in caso di intervento delle forze dell'ordine. L'azione è stata fulminea, certamente ben preparata perché abbiamo cinturato con molta attenzione l'area anche per evitare che ci potessero essere per terze persone delle conseguenze. Una volta cinturata l'area, l'irruzione dell'appartamento è avvenuta veramente in una frazione di secondi, per cui non ha potuto opporre alcuna resistenza. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, Strangio ha gettato nel camino i telefoni cellulari che aveva con sé, recuperati poi dai militari. Al momento dell'accesso all'abitazione, che è avvenuto attraverso l'abbattimento della porta blindata, abbiamo trovato il latitante con 2 valigie, quindi che indicavano evidentemente l'idea di darsi nuovamente alla fuga, ma soprattutto abbiamo trovato passaporti e carte d'identità intestate a terze persone che evidentemente ha acquisito per una contraffazione. Anche denaro? Sì, è stato sequestrato circa la somma di 8.000 euro che noi riteniamo provento delle attività illecite legate certamente alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Quindi le attività investigative vanno avanti? Sì, l'attività continuerà e cercheremo insomma di comprendere quale è la rete dei fiancheggiatori che ha garantito questa latitanza nella provincia di Cosenza. Cambiamo per il momento argomento, torneremo a parlare di cronaca tra pochissimo, costruire una sinergia per fermare il regionalismo differenziato e arrivare proprio ad un regionalismo equo ed inclusivo. L'obiettivo dell'incontro di zona DEM alla Mezzia Terme, a cui hanno preso parte amministratori locali, sindacati e imprenditori. Regionalismo differenziato, già ribattezzato secessione dei ricchi, al centro dell'incontro voluto da Zona Dem alla Mezzia Terme, amministratori locali e sindacati a confronto su un tema caldissimo su cui si è già espresso all'unanimità il Consiglio regionale della Calabria. Per una volta tutti d'accordo nel dire no e fermare l'iter in corso in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, no ad un nord sempre più agiato e un sud sempre più povero. Dall'incontro un appello a tutte le forze economiche e sociali: la Calabria deve fare da apripista per l'intero mezzogiorno, è ora di unire le forze. Lo slogan di Zona Dem, il cui obiettivo è arrivare a un regionalismo equo e inclusivo. Sancire un coordinamento permanente tra le forze politiche, sociali e istituzionali calabresi per essere da sprono, per essere da stimolo, ma per essere anche da apripista verso le altre regioni del sud, perché mai come questa volta abbiamo la possibilità e l'opportunità di dimostrare che c'è una classe dirigente in Calabria che vuole accettare le sfide, vuole misurarsi con le nuove emergenze sociali, vuole misurarsi anche con l'innovazione nell'azione politica regionale, ma c'è bisogno anche di partire ad armi pari. Adesso parliamo dell'urlo dei sindaci a Vibo Valentia, perché in pratica i sindaci del Vibonese hanno consegnato un documento al prefetto di Vibo e dice: abbiamo necessità di fondi per riparare le strade, così non possiamo più continuare. Poco più di 306.000 euro a fronte dei milioni erogati alle altre province per affrontare le diverse criticità delle principali arterie stradali. Dinanzi a questa situazione che definire insostenibile e eufemistico, i sindaci del territorio, con in testa il presidente della provincia Salvatore Solano, hanno redatto un documento che questa mattina hanno consegnato ufficialmente al prefetto perché sia lui a farsi portavoce delle esigenze di un'area della Calabria già di per sé fortemente penalizzata.
un'iniziativa per ribadire la volontà di avviare un'azione istituzionale che possa guardare fattivamente i settori nevralgici quali la viabilità, l'edilizia scolastica e l'ambiente, per far valere le istanze del Vibonese sui tavoli regionali e nazionali, unico modo per poter sperare in un concreto rilancio. Io intendo portare all'attenzione delle istituzioni quelle che sono le problematiche del territorio e della provincia di Vibo Valentia. Sicuramente il fatto che ci sono anche dei sindaci, una rappresentanza dei sindaci, perché tutti gli altri chiaramente per impegni, ma anche perché non era, erano in troppi, sono venuti qui a sostenere questa battaglia di civiltà e di dignità per il territorio vibonese. Cosa pensate di ottenere? Guardi, io sono venuto qui dal prefetto, Sua Eccellenza, il dottor Giuseppe Gualtieri, perché ritengo che dobbiamo ragionare da istituzione a istituzione e devono rispettarci in questo senso. Noi non faremo delle proteste, dei gridi, ma chiederemo la giusta dignità che meritiamo. C'è una strada percorribile? Le strade percorribili ci sono, ovviamente devono essere legate a quelle che sono le normative vigenti, ci sono delle problematiche di natura tecnica che però si possono risolvere. L'importante è che si abbia contezza e che non piangendo e reclamando risorse che non vengono date per errori pregressi fatti allo stesso ente si possono risolvere la situazione e sanando, e i margini ci sono, questi buchi di natura amministrativa e contabile che si può andare avanti. Il grande nodo è quello dei bilanci non approvati negli anni passati. Sì, i bilanci non approvati negli anni passati e quindi delle impossibilità di un gradino da cui partire per fare quelli successivi. Parliamo adesso di sanità perché c'è l'incarico a tempo per Caterina De Filippo, chiamata a guidare per un mese l'ASP di Cosenza dopo proprio le dimissioni di Raffaele Mauro. Sarà Caterina De Filippo, già commissario dell'azienda Mater Domini di Catanzaro, la nuova responsabile dell'ASP di Cosenza. La De Filippo prende il posto del dimissionario Raffaele Mauro, assumerà l'incarico ad interim e resterà in carica per un mese, evidentemente il tempo necessario per prendere visione della situazione in cui versa l'azienda prima di decidere se accettare o meno l'incarico. Prima della scelta della De Filippo, altri commissari già in carica sono stati contattati e fra questi anche l'attuale manager dell'Annunziata di Cosenza, Achille Gentile, il quale però non ci ha pensato su due volte e ha detto subito no, motivando il rifiuto per l'impossibilità di gestire due aziende, viste le difficoltà non di poco conto legate alle condizioni dell'ospedale dell'Annunziata. Un altro rifiuto è venuto da Filomena Panno, più volte sollecitata dalla Giunta ad accettare l'incarico. Insomma, l'ASP cosentina non è così appetibile come si immagina. Adesso la De Filippo guiderà l'azienda appunto per una ventina di giorni in tutto. Poi, visto che l'avviso per reclutare i nuovi direttori generali scadrà il 26, verrà scelto un nuovo inquilino per la sanità territoriale cosentina. Insomma, il dopo Mauro vero comincerà nei primi giorni di marzo. E adesso la nostra rubrica dedicata alla pagina politica. Anche gli argomenti a volte ritornano. Prendete la vicenda dei vitalizi per i consiglieri regionali. Ebbene, si va verso l'abolizione, almeno così sembra, ma secondo i 5 Stelle ci sarebbe il trucco, vale a dire nessuna cancellazione, ma solo un cambio semantico, da vitalizio a pensione blindata. Capitolo chiuso? Assolutamente no, visto che siamo solo alle battute iniziali. Scenario politico regionale sempre fibrillante. Sugli scudi la Lega, che continua a lanciare segnali non in linea con il concetto di coalizione. Come più volte ribadito da Forza Italia, questa volta è Antonio Chiefalo, coordinatore provinciale di Catanzaro, a intervenire per rivendicare l'assoluta autonomia del partito di Salvini. Ancora polemiche per le assunzioni alla Sorical e il capogruppo della CDL, Gianluca Gallo, a soffiare sul fuoco, adombrando sospetti per il fatto che si proceda al reclutamento di 55 fortunati senza alcun concorso. Stilettata anche ad indirizzo della giunta regionale, stranamente silenziosa sulla vicenda. Spazio anche per l'assessore Maria Francesca Corigliano, che partecipando alla discussione voluta dalla Commissione Cultura della Camera si è posta il problema dei test d'ingresso per l'università. Ha detto ai deputati che la Calabria è contraria a questa modalità di selezione che penalizza il merito. Intanto, nei partiti si lavora per l'elezione del Consiglio provinciale di Cosenza, visto che il 24 febbraio è alle porte.
A Rende il sindaco Manna annuncia la riduzione della tassa sui rifiuti e a Corigliano Rossano Giuseppe Graziano incassa il sostegno del Movimento Noi, di cui Alfonso Rago è delegato locale. Ed ora c'è una notizia che riguarda il professor Lucio Pio Mallamaci, che è stato nominato responsabile dell'Asso Casa per attivare sul territorio locale e provinciale l'azione a favore degli abitanti delle residenze sociali di proprietà dell'Aterp e dei comuni, compreso il capoluogo, che ormai da anni, nonostante la precarietà dei manufatti, non sostengono in alcun modo interventi manutentivi. Cambiamo argomento, è tempo per pensare già alla stagione estiva. Da oggi comincia il nostro viaggio fra le località turistiche e oggi siamo andati con le nostre telecamere a Mirto Crosia. Mirto Crosia si prepara alla stagione estiva. Con largo anticipo la cittadina del Basso Ionio Cosentino programma le attività che permetteranno di accogliere nel miglior modo possibile i turisti. La località, forte della quinta bandiera verde, riconoscimento assegnato alle spiagge a misura di bambino, ogni anno si concentra sulle migliorie da apportare da strutture e infrastrutture per contribuire a migliorare gli standard qualitativi dell'ospitalità. La cosa essenziale ovviamente sono i servizi, trovarsi preparati e quindi organizzarsi per tempo, e quindi mesi prima con la pulizia delle spiagge, con l'allestimento dei cassonetti per la raccolta differenziata durante il periodo estivo, con la passerella per i disabili, con le docce ben funzionanti, e quindi il turista che viene e anche i cittadini stessi usufruiscono dei servizi. D'altronde poi grazie a questi servizi e ai servizi che danno anche gli stessi locali sul lungomare, noi ogni anno otteniamo il riconoscimento della bandiera verde, un riconoscimento che viene dato dall'Associazione Nazionale dei Pediatri, viene data soprattutto per i servizi e per la pulizia della spiaggia e ovviamente per il mare pulito. Gli operatori turistici abbiamo visto che sono già in movimento. È chiaro, gli operatori turistici già dai primi di marzo iniziano ad organizzarsi per farsi trovare anche loro pronti ed accogliere così i turisti nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di intercettare i flussi turistici e soprattutto estendere il più possibile la stagione turistica andando oltre i canonici mesi di luglio e agosto. Io sto cercando di anticipare sempre di più ogni anno, l'anno scorso ho aperto a giugno, quest'anno vorrei aprire a maggio, spingendo di più quello che abbiamo, che è il mare, la nostra bellissima risorsa. E adesso ancora la cronaca, perché si finge malato per esercitare la libera professione. È stato indagato dai poliziotti a Corigliano Rossano un 46enne. 3.683 euro è la cifra sequestrata dai poliziotti del commissariato di Corigliano Rossano in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Castrovillari su richiesta della procura ad un 46enne di Crosia nel Cosentino, indagato per truffa e falsità ideologica. L'uomo, dipendente di un'agenzia di riscossione crediti, aveva attestato falsamente di essere in malattia per un infortunio sul lavoro per esercitare la libera professione in un CAF. L'uomo si sarebbe dunque procurato un ingiusto profitto pari alla quota di retribuzione percepita per i singoli periodi di assenza ingiustificata dal lavoro, e per questo gli agenti dell'ufficio anticrimine del commissariato hanno proceduto al sequestro. Insomma, chi troppo vuole nulla stringe, recitava un vecchio adagio. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Un commerciante di bombole di gas freddato nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, la vittima Francesco Catalano, 50 anni, presunto esponente della cosca Condello dell''ndrangheta. Catalano ucciso in un agguato nei pressi di casa, una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato contro 4 colpi di pistola, uccidendolo all'istante. Indaga la squadra mobile. 5 kg di marijuana sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza a Reggio Calabria, in manette 2 persone di 30 e 26 anni accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga trovata all'interno di 2 distinte abitazioni grazie all'ausilio di unità cinofile antidroga. Una scossa di terremoto rilevata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questa mattina, poco distante da Adriatico, con una profondità di 48 km. La scossa è stata avvertita anche in tutte le altre province calabresi, non si registrano danni e feriti.
ha fornito false generalità ad un posto di blocco, denunciato un 43enne fermato dai carabinieri a Crotone. L'uomo viaggiava ubriaco e senza patente. Cambio al vertice nella stazione dei carabinieri di Rende. Il nuovo comandante, il luogotenente Francesco Rizzo, 50 anni, sottufficiale di comprovata esperienza e degli ottimi precedenti di servizio, annovera tra le esperienze professionali anche 2 missioni di pace in Kosovo. E questa mattina a Castrovillari le mamme di un gruppo di alunni della scuola Santissimi Medici proprio di Castrovillari hanno inscenato una protesta per denunciare la presenza di topi nell'istituto. Arriva in serata la nota dell'amministrazione comunale che dice, interessata ovviamente dalla scuola, e afferma che in relazione alla presenza dei topi giova dire che la pulizia della scuola è di competenza del Ministero dell'Istruzione, mentre la derattizzazione verrà effettuata dall'ASP di Cosenza, quindi dice si elimineranno i ratti, però no alla chiusura dell'istituto. Adesso parliamo di sport, perché non va oltre il pari la Regina nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C, fermata proprio in casa dal Potenza. Baclè sciupa il rigore che valeva appunto 3 punti. Non è stata una settimana felice per i rigoristi delle squadre calabresi, prima Giannone con il famoso cucchiaio che ha graziato la capolista Juve Stabia e ieri sera il penalty fallito dall'Ambaclè che avrebbe potuto sbloccare la complicata gara tra Regina e Potenza. Bravo Ioin in questo caso ad intercettare la conclusione dell'attaccante francese, protagonista nel secondo tempo di un salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Genti che aveva già superato Farroni. Oltre a queste emozioni, una partita abbastanza equilibrata, con la Regina vogliosa di conquistare la seconda vittoria consecutiva con il tecnico Drago in panchina, ma costretta a fare i conti con un Potenza privo sì del giocatore più rappresentativo, l'attaccante Franzà, ma pur sempre squadra solida e capace di pungere con Lescano prima e Genchi poi. Per gli Amaranto prova sopra le righe da parte di Bellomo, l'uomo più pericoloso in una serata non particolarmente brillante. Sappiamo che c'è da lavorare tanto. Quando non si possono vincere determinate partite non si devono perdere, quindi i ragazzi sotto questo punto di vista, sotto questo profilo sono stati bravissimi. Potevamo fare negli ultimi 16 metri alcune scelte migliori, a volte siamo stati troppo frettolosi e quindi abbiamo sbagliato la giocata per poter far male. Sotto l'aspetto difensivo direi che la squadra si è comportata bene, tranne che nell'ultima occasione dove potevamo far gol noi, negli ultimi metri abbiamo fatto, come dicevo prima, una scelta errata e abbiamo subito una ripartenza dove è stato bravo Alessandro Farroni a fare una bella parata. Però diciamo che la squadra non ha rischiato niente, purtroppo abbiamo sbagliato questo rigore che magari in partite così equilibrate poteva cambiare un po' gli equilibri. C'è tanto da lavorare, lo sappiamo, ma questo sicuramente non ci spaventa. Dobbiamo anche migliorare la condizione di alcuni calciatori che sono arrivati e che nelle proprie squadre di appartenenza prima di approdare alla Regina avevano giocato poco. C'è una metodologia nuova di lavoro anche sotto il profilo atletico e quindi bisogna assimilare anche quelle che sono le idee del nuovo allenatore, quindi sicuramente partire con una squadra a giugno è diverso rispetto a adesso, però non si può stravolgere tutto e dobbiamo andare avanti con convinzione, con sicurezza nei propri mezzi. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La nostra regione continua a restare ai margini di un robusto anticiclone posizionato sull'Europa centro-occidentale. Infatti dalla giornata di venerdì è previsto un nuovo veloce peggioramento, accompagnato a un nuovo calo delle temperature, che favorirà deboli nevicate a quote collinari, in particolare sui versanti orientali. Ma dalla giornata di sabato, con l'aumento della pressione favorito dall'avvicinarsi dell'anticiclone, inizierà una fase stabile che ci accompagnerà per alcuni giorni. Domani a cavallo tra notte di venerdì e sabato residua instabilità sui versanti ionici cosentini e crotonesi e basso reggino, con deboli nevicate a quote collinari ma in rapido miglioramento. Altrove cielo poco nuvoloso con possibili momentanei addensamenti. Temperature in rialzo, passiamo ai mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno e molto mosso il Mar Ionio, con venti di direzione settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Bene, per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.